Amici di Sportissimi, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la sfida che vede scendere in campo per la quinta giornata di eccellenza siciliana Girone A, il super giovane Castelbuono e l'oratore San Ciro Giorgio Marineo, assistente 1 e assistente 2. Inizia anche il match con il primo possesso palla subito per i padroni di casa che cercano di allungare, cercare le torri. Lo Porto è molto bravo di testa a controllarla. Maglia numero 11 per il brasiliano Camara. Fone, buon lavoro, poi cerca anche la porta, palla fuori, qui forse un po' troppo alto Francesco Passaro. Dal fischietto da parte del direttore di gara, o meglio dall'assistente in questo caso, per la posizione di fuorigioco, ma grande occasione qui, bravissimo Sannasardo che in verticale aveva tentato, aveva anche trovato benissimo Vinicius, però fuorigioco ha fermato tutto. Intanto palla in verticale per Ronde, veloce Ronde, può calciare, palla fuori, ma qui una dormita da parte di Maggio e di Amodeo che non si sono capiti. Difatti i due si stanno parlando adesso. Poi è arrivato al tiro, non si è arrivati alle parti di Passaro, però dopo 4 minuti abbiamo già avuto tante occasioni. Quindi calcio di punizione. Passaro sta sistemando la barriera, l'ha sistemata adesso. È uno schema, parte, calcia, palla che sorpassa anche la barriera, poi si distende, blocca senza troppi problemi Passaro su quello spazio. Poi Gomez va lunghissimo per Billetta, lascia scorrere il portiere, Billetta! Erroraccio da parte di Passaro ed è vantaggio per la super giovane Castelbuono con il gol da parte del numero 11 Marco Billetta, che ci ha creduto con questo colpo di testa ed è 1-0. Rincorsa, calcia, Maggio, la botta potentissima, parata, poi Corsino stacca in cielo ed è fallo in attacco. È scivolato Billetta, va in mezzo, palla che rimane sempre lì, poi un flipper e Passaro, che parata ha fatto. Conta i passi adesso, c'è il fischio, è una finta, va con potenza, prende in pieno la barriera, però salta con il tempo giusto sul tiro di Billetta, palla dunque respinta. Maggio sul punto di battuta, qui potrebbe anche calciare il capitano, è molto defilato, però conosciamo le sue doti, sappiamo che può provarlo. Maggio infatti cerca la porta e poi man mano alza e mette in calcio d'angolo ancora una volta, secondo tentativo su punizione e seconda grande parata del portiere. Tanto lavoro da parte dell'attaccante che torna dietro da Billetta, Aveva si attacca, le finte su Corsini, riesce a passare, che giocata, Billetta in mezzo a due, passa poi Ronde, calcio, deviazione e arriva anche il 2-0 della super giovane Castelbuono che chiude probabilmente questo incontro al minuto 89 con Ronde che fa 2-0. Tanti chilometri giocati, ma va bene così perché finisce il match, vince la super giovane Castelbuono con il risultato di 2-0, soffrendo contro un ottimo Marineo, ma decide la partita Billetta con un super gol e poi con l'assist verso Ronde.